Lo faremo in compagnia di uno dei grandi dell'equitazione italiana, Arnaldo Bologni, che sarà con noi per il commento tecnico. Benvenuto anche a te. Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo con un grande campione, perché parliamo di Uri Kirchhoff. Per la Germania lui vince le 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Atlanta, sia squadre che individuale. Olimpiade dove tu c'eri? C'ero, ho avuto la fortuna che mi avevano affidato una buona calla che mi ha portato alle Olimpiadi di Atlanta, forse un po' troppo presto per me per la preparazione di questa calla, però abbiamo cercato di fare il meglio possibile. E apriamo dunque alla grande, apriamo con un campione olimpico, anche se il risultato per ora non è certo di quelli che rimarranno negli annali del salto ostacoli. Apriamo con la gara già cominciata. Al primo posto c'è il binomio Valencia-Abdel Said, il cavaliere egiziano che per ora comanda questo premio a fasi consecutive. Infatti il meccanismo lo spieghiamo subito: un percorso ostacoli composto da 12 elementi, bisogna superare senza penalità i primi 8 ostacoli e allora si ha l'accesso ai successivi 4 e lì conta il tempo e naturalmente anche le penalità possibilmente non commesse per andare ad ottenere il netto e quindi il miglior tempo possibile. Dicevamo della classifica: Abdel Said e Valencia che comandano in 20 e 11 davanti al binomio William Funnell Gran Bretagna e Billy Angelo 20 e 62, questione di centesimi dunque. Ora sul campo ostacoli invece andiamo a seguire Massimo Tonali e Gioia del Castegno. Sì Tommaso, tu hai ragione, questa è una categoria chiamata a 2 fasi, di cui i primi 8 è il percorso base e gli altri 4 c'è il tempo. Massimo sta affrontando il penultimo, verticale in 5 tempi di galoppo, un Oxer Carraro. Peccato. Purtroppo c'è un errore qui dalla nostra postazione, non si ha un'idea chiara, ma è un bel salto, il numero 8. E allora descriviamolo il percorso, che tra l'altro ci viene mostrato dalle immagini a cura della squadra esterna 1 Rai di Bologna in cabina di regia, naturalmente il tutto gestito da Roberto Gambuti. Dicevamo del tracciato: 370 metri di lunghezza, il tempo massimo è di 64 secondi, il tempo limite di 128 secondi. Gli ostacoli: si comincia con il primo verticale da 1,40, poi un Oxer che introduce a un altro verticale da 1,45, si va verso il fosso verticale su tavole per poi andare a prendere il tempo giusto per affrontare la doppia gabbia composta da 2 verticali e un Oxer, tutti 1,45 di altezza, e poi 1,45 di altezza chiaramente è l'altezza massima di questo premio, per poi andare a completare il percorso un altro verticale e un Oxer su fosso. Questo è il percorso base di cui parlavamo poco fa anche con Arnaldo Bologni, percorso che poi in caso di netto deve essere completato andando ad affrontare ancora un verticale, un Oxer, altro verticale e poi la gabbia che chiude il tracciato. Benissimo, Alberto sta facendo un buon percorso, sta affrontando la doppia gabbia. Per ora il secondo elemento, questo è un cavallo molto grande nella galoppata, anche fisicamente, gli è venuta un po' corta e automaticamente ha fatto un errore di posteriore. Alberto Zorzi è maestro, 4 penalità 52-46, siamo fuori dalla seconda fase del tracciato. Un campo gara, e dicevamo di questo tracciato disegnato dal direttore di campo Gianni Racca, un campo gara in dislivello, cosa tipica del derby, non sempre di un premio di questo genere. Prima questo campo era diviso da uno steccato, adesso credo che sia anche più bello vederlo tutto aperto così, e difatti non è un campo tutto pari, ha un po' di dislivelli. Può essere una difficoltà di come il direttore di campo costruisce gli ostacoli in vari punti che può essere in discesa o in salita. Qui abbiamo Valentini Suardi, che l'anno scorso va alle Olimpiadi giovanili e diventa anche medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi giovanili. E allora seguiamola. Affrontando la doppia gabbia,
primo elemento bene, il secondo elemento bene, il terzo elemento l'ha saltato direi molto corretta, una cala molto insanguata. Adesso va sulla linea interna, sul verticale numero 7, bene, e i 5 tempi per l'Oxer. Sempre senza troppi problemi, brava, il netto, dunque ora bisogna spingere per la fase successiva, quella che potrebbe regalarle qualche soddisfazione. Perfetto, lui affronta l'Oxer saltandolo molto bene, la sua cavalla si diverte anche un pochino. Il verticale via bene, siamo all'ultimo ostacolo e occhio al tempo. No, direi molto 22-23. Molto bene come ha saltato la sua cavalla. È una cavalla che hai visto nel percorso da qualche sgorpata, perde qualche secondo, ha un salto che rimane un po' sospeso, ma direi che lei ha provato a fare la gara, perché non è che ha tirato indietro, ha provato proprio a cercare di passare in testa, ma questo sgroppato, questo salto alto e corretto la porta anche a perdere un attimino dei secondi. Comunque bella prova quella di Valentina Isoardi e Vaiana, in testa alla classifica provvisoria, ve lo ripeto, il binomio Valencia e Abdel Said. Ora Matteo Zamana e Quickly delle Roane. Qui è un cavallo di 9 anni, italiano, nato nel nostro paese, e Matteo lo sta portando avanti e graduatamente gli sta dando delle ottime soddisfazioni. Questo penso che un domani può essere un cavallo importante e utilizzabile anche per la federazione. Vediamolo nella doppia gabbia, verticale, bene, poi l'errore però arriva sull'Oxer che chiude quello stato. Tommaso, hai visto, ha fatto il secondo elemento, che è dovuto tornare molto indietro, e poi Matteo l'ha dovuto un attimino aiutare spingendolo un po' in avanti, ma purtroppo è andato a causare l'errore davanti, e sull'ultimo con i posteriori per la copertura. Anzi, era stato anche piuttosto bravo nel cercare di gestire una situazione che si era fatta difficile. Sì, devi anche ammettere che questi cavalli non trovano sempre dei campi così difficili, perché questo diventa un campo difficile per dei cavalli che non hanno tanta esperienza. Campo molto impegnativo, e vi ricordo anche grazie alla cura che mette in questo lavoro lo show director dell'evento Sara Riffeser Monti, mentre il programma ora ci porta su un altro binomio, Mirko Casadei, grande garista Mirko. Ieri ha fatto secondo ex aequo. Qui lo vediamo andare bene al numero 4, al fosso, poi c'è da gestire anche l'ostacolo numero 5, il verticale su tavole, e poi c'è la celebre doppia gabbia. Bisogna fare attenzione, il posteriore che passa bene. Passa bene, la passa indenne. Vediamo la linea finale del percorso base. Qui si decide il passaggio alla seconda fase. Spinge bene sull'ostacolo, ci siamo, e allora via con la parte successiva. Qui ha rischiato di non arrivare poi così preciso, forse un po' troppo sotto. Oxer sceglie il tempo, spinge bene. Il tempo è buono, direi. Qui sul verticale va bene, ora la gabbia che chiude, e lì ha dovuto fare il mezzo miracolo. 21:35, non c'è il miglior tempo, ma è stato un percorso spettacolare quello che ci ha regalato Mirko Casadei e Camon. Sai, ieri ha fatto una gara a tempo molto veloce, oggi aveva il cavallo abbastanza irruente. E tra l'altro, a proposito di gare di ieri e di oggi, 3 premi assegnati ieri, oggi ce ne sono stati altri 3 prima di questo che seguiamo, che è quello che chiude il programma di questa giornata. Il premio numero 4, il primo di oggi, se l'è aggiudicato Terry Kessler e Is Dancor, il premio Cavallo Magazine, mentre il premio numero 5 Cantine Banfi, Alessio Albano e Luce della Florida, il premio numero 6 della Fiat 500 Tour Conad, Reed, Kessler e Onisha, quindi Stati Uniti e un po' d'Italia. In questa giornata di oggi vedremo come concluderemo con il podio del premio numero 7. Ma oggi il cavaliere che sta facendo il percorso vince la prima gara, sì, fa un errore in ricaduta, il cavallo non ha dato
un gran colpo di schiena e non è riuscito a passare la larghezza dell'Oxer, l'ultimo elemento della doppia gabbia. Alessio Albano, che oggi vince la gara ad 1,30 m, la gara svoltasi stamattina. e di cui dicevamo poc'anzi, per tenere alti i colori dell'Italia. Non è andata bene invece in questo caso ad Alessio Albano e Talbot, mentre tra poco dunque dovremo passare al binomio successivo, quello composto da Gianluca Agustoni, Svizzera, e Landboy Ege. Tra l'altro il momento clou di questa edizione 2011 sarà il Gran Premio in programma domenica, il Gran Premio La Nazione, e questa gara tra l'altro serve anche come qualificazione proprio per l'appuntamento di domenica pomeriggio. Sì, c'è stata ieri la gara più grossa della giornata e oggi perché i primi 30 di ieri e i primi 30 di oggi si qualificano per il Gran Premio di domenica. È chiaro che se il numero 30 di oggi si fosse già qualificato ieri e il 31esimo no, automaticamente entra il 31esimo. Quindi i primi 30 non qualificati ancora del Gran Premio, di oggi. Mentre domani qualcosa di particolare che noi proporremo, un percorso di caccia. Sì, domani questo percorso di caccia che viene svolto anche su degli ostacoli naturali. Questo impianto ha un scenario per poter fare una categoria di questo genere di caccia, per il fatto dei dislivelli, il fatto delle costruzioni di salti proprio naturali, in più questo famoso laghetto che viene riempito d'acqua e i cavalli devono entrare saltando un verticale di 1,30 m e continuare per 15 o 20 metri il loro galoppo nell'acqua e come uscita ancora un piccolo verticale rustico. Le gesta di Gianluca Agustoni, questo per rimanere anche sulla cronaca, non rimarranno negli annali dell'equitazione, tantomeno scolpite nella pietra, gara conclusa dopo 16 secondi. Tu devi anche capire che in queste gare ci sono degli appassionati, degli amatori, perciò ci può stare che un amatore entri in una categoria anche se non è in quel momento nella miglior maniera di forma, però è quasi il piacere di voler combattere contro dei cavalieri o dei nomi come ci sono in questa grande manifestazione. Il piacere di confrontarsi con i migliori, ma anche il piacere di essere qui. Tra l'altro ricordiamo, e deve essere sempre ben chiaro, la grande partecipazione all'edizione 2011 della Bagnaia nonostante i campionati europei in corso a Madrid. Ma questa è la dimostrazione che tanta gente vuole venire, tanta gente non è potuta venire proprio perché noi dobbiamo sapere che in questo periodo la luce per un'ora e mezza è calata, non è più fino alle 9, 9 e mezza, ma qua alle 8, 7:45 la luce incomincia a calare, perciò non si può accontentare tutti, però è sempre un concorso che tutti quanti vogliono venire. Renango ha concluso la propria prova dopo aver passato indenne la prima fase, cioè i primi 8 ostacoli, poi nel cercare di lanciare Parentes verso l'Oxer, verso l'ostacolo numero 10, l'anteriore ha un po' ceduto e lì ha compromesso la propria prestazione, anche perché poi è andato ad incorrere in una penalità. Qui Tommaso ne abbiamo da parlare di questa ragazza giovane, ma Francesca Arioldi e Lady Cianu. Fa paura ai veri professionisti perché è una grande garista, veramente lei ogni gara che entra la vuole vincere, ha un'ottima organizzazione per poter essere arrivati a questi livelli nella sua piccola gioventù, perché a 17 anni si permette già di essere medaglia d'oro ai campionati d'Europa squadre quest'anno. 2 anni fa medaglia d'argento a squadre e adesso appena finito il campionato italiano medaglia di bronzo. Qui peccato, con l'anteriore ha battuto il terzo elemento della doppia gabbia, però questo nulla toglie al curriculum che sta snocciolando e alla sua bravura. Questo purtroppo è anche un gioco che dovremmo lasciare le barriere, come dice il mio amico Chiaudani, dove il direttore di campo le compone.
direttore di campo, che vi ricordo è il torinese Gianni Racca, mentre il programma ora ci porterà su Roberto Arioldi e Lagerfeld. No, purtroppo defezione. non parte. Sì. Penso che questo cavallo qua lo vorrà usare per il Gran Premio, allora, essendo già qualificato. E allora il binomio successivo, Burak Azak e Siek Karoas. Quindi scivoliamo direttamente sul numero 56, ci spostiamo metaforicamente parlando in Turchia. In Turchia questo paese piano piano sta salendo, ha preso una buona organizzazione tecnica, Jerry Mullins, che era un militare della squadra irlandese, mondiali, campionati del mondo, Olimpiadi, e piano piano anche loro incominciano a farsi vedere in gare importanti, vengono spesso in Italia, a Arezzo, Bagnaia, per il fatto che abbiamo delle organizzazioni e dei campi per questi giovani cavalieri che velocizzano una buona esperienza. E allora comincia la propria prova. Burak Azak su Siek Karoas in un campo di gara che, nonostante il tanto sole, il clima bello caldo, secco, ha retto bene, un campo le cui lodi vengono decantate un po' da tutti i cavalieri e anche ovviamente dalle Amazzoni. Beh, sai, una manifestazione, in un anno c'è una grande cura perché cerchi di funzionare tutto bene. Questo campo qua è un campo che ha sempre, ogni anno, degli accorgimenti per poter effettuare bene questa manifestazione. Per il rotto della cuffia bene la doppia gabbia, e qui anche l'Oxer che chiude la prima fase, cioè il tracciato base, via verso l'altro Oxer, quello rappresentato dall'ostacolo numero 10. Sceglie una traiettoria. Sì, si è allargato un pochino per larga, per poter stare ai livelli alti, però il suo cavallo ha anche una grande falcata. Vediamo come conclude, anche se siamo fuori dai tempi che servono per vincere questo premio. 23:31, comunque una prova più che discreta, più che dignitosa, perché prima te l'ho accennato, Tommaso, questi ragazzi è pochi anni che incominciano a avvicinarsi a queste manifestazioni, perciò ritengo che ha fatto una buona gara. Non so bene con 23 di tempo a che posizione abbia la sua classifica, però deve essere contento di come ha effettuato questo percorso. Dovrebbe essere al limite. Dovremmo essere al limite dei primi 20 o giù di lì, intorno alla 19ª posizione. Ricordiamo che il miglior tempo è sempre quello rappresentato dal binomio egiziano Abdel Said e Valencia, 20:11 e netto, chiaramente. Ha rischiato molto, gli è andato tutto bene e veramente per cercare di prenderlo il rischio adesso diventa ancora più alto. E allora seguiamo Matteo Cialdi e Wagner anteriore. Questo è un errore non proprio bello. No, avendo fatto la doppia gabbia fortunosa perché ha toccato tutti e tre elementi, ma sono stati giù. Sul numero 7 è arrivato veramente vicino, il cavallo ha avuto difficoltà a passarlo correttamente. Peccato perché era andata bene. Qui rivediamo il momento in cui l'ostacolo viene sfiorato ma non abbattuto, e questo è invece il verticale che viene proprio buttato giù senza troppi complimenti con l'anteriore di Wagner. Qui adesso parte Lorenzo De Luca, un giovane cavaliere italiano ma con dietro le spalle delle grandi vittorie. Ducas Terlis per la composizione del binomio, prova già cominciata da 10 secondi, via verso l'ostacolo numero 3. Peccato però che venga abbattuto, prova compromessa subito. Un errore di posteriore. Questo cavallo qui è un cavallo che non ha da tanto, semmai deve ancora trovare un accordo con lui.
Adesso monta per la scuderia di Rory Marzotto a Padova. E qui poi esce abbastanza bene dalla doppia gabbia, anche se la prova è già compromessa in principio per le penalità in cui è incappato. Vediamo anche l'ultimo ostacolo che va bene così, 51,23, però quel 8 sul taccuino delle penalità pesa come un macigno in questo caso, perché significa fuori dalla classifica che conta, mentre Roberto Gambuti, grazie alla squadra Rai Esterna 1 di Bologna, ci ripropone qualche fase saliente della prova di Lorenzo De Luca e Ducas Terlis. Sai, queste riprese qui sono fatte correttamente e puoi capire il perché è venuto l'errore. Lì è arrivato molto vicino, il cavallo ha sollevato correttamente l'anteriore ma è rimasto un po' fermo con i posteriori. Scegli le obbligazioni Eni, perché la nostra energia è la vostra energia. Scoprite l'offerta nelle banche aderenti all'iniziativa. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Naomo si sposa, tutto il mondo in Visto Ciccio, ti ho preparato le nozze del secolo. Ciccio sarà il giorno più bello della mia vita, dopo rialzo della borsa nel 96. Dunque, le partecipazioni? Statali? Viaggio di nozze va bene 2 settimane in Costa Rica? Ah, dipende quanto è ricca questa costa. Se è parecchio ricca, anche 2 anni. Passa a Wind. Con Super Noi Tutti parli e scrivi con tutti a 8 euro al mese per 2 anni. 130 piani di torta, ma non saranno troppi? E ci si metterà all'ascensore. Nei negozi Wind. Noi siamo degli Yes Men. Esegui gli ordini. Yes, sir. Vieni a fare shopping con me. Yes. Che cosa cerchi? Amore? Soldi? Potere? Quante volte hai detto sì? Ripeti con me. Io sono uno Yes Man. Nella vita tutto quello che fai è dire sì. Ma se provassi a dire no? No alle regole, no al conformismo. Solo così scoprirai un'auto diversa dalle altre. Citroën DS4. Tua da 199 euro al mese. Anche domenica 18. So candy. I'm crazy. Scopri il meglio degli anni 50, ma solo il meglio. Carne italiana, bacon croccante, cipolla grigliata. Il 1955 è tornato da McDonald's. E per chiudere in dolcezza, aggiungi McFlurry pistacchio al tuo menù. Attento, il gatto muschiato del Perù è irritabile. C'ho le mani d'oro. Cerchiamo aiuto col tablet. Risparmia e naviga con internet senza limiti. L'abbonamento a DSL è gratis fino a marzo. Un pronto soccorso nei paraggi? Chiamate 187. Quando il percorso verso la vittoria è quasi giunto al termine, l'emozione della sfida si fa più intensa. Eurobasket 2011, la finalissima. In diretta e in esclusiva domenica 18 settembre alle 20 su Rai Sport 2. L'armonia dei movimenti unita all'eleganza e all'agilità per una competizione che si trasforma in spettacolo. In diretta da Montpellier i mondiali di ginnastica ritmica. Dal 20 al 25 settembre l'emozione della sfida è su Rai Sport 1. Esterman e Cali Delacroix. Siamo in Svizzera, per dire, mentre si va al fosso superato senza la minima difficoltà. Ma Paul Esterman è un abitué a venire alla bagnaia. Lui già 3 mesi prima incomincia a telefonare per poter essere e a chiedere informazioni. Vabbè, qui fa di tutto di più, ma del resto verrebbe anche da aggiungere chi non vorrebbe essere alla bagnaia, un borgo di origine medievale che ha mantenuto pressoché intatto il proprio aspetto del 1445, quando, pensate, venne acquistato dal marchese Jacopo di Galgano Bichi per la somma dell'epoca di 1200 fiorini. Poi ovviamente ci sono anche stati lavori di restauro che comunque hanno riportato alla luce
lo splendore dell'epoca e che anzi in qualche modo l'hanno anche accresciuto. Toglie il fiato davvero la vista del borgo della Bagnaia quando ci si presenta al viale Alberato con i cipressi che conduce fino al blocco principale. Beh, c'è già l'entrata con questo grande cancello che ti dà una grande imponenza. Imponente anche il campo ostacoli, però viene da dire, vista la difficoltà con cui si devono misurare i vari binomi. Ora William Funnell su Congo Billy. Billy Congo è un cavallo che lui ha partecipato ai campionati d'Europa l'anno scorso, no scusa, 2 anni fa, che fa medaglia di bronzo a squadre. È un cavallo che è il suo primo cavallo, anche se lo vediamo in questa categoria secondo in questo momento nella classifica, se non erro, Tommaso. Esatto, 20,62 per William Funnell, ma con Billy Angelo, ed ora ci riprova con Billy Congo per vedere se riesce a migliorare quel tempo e dunque magari provare anche a scavalcare, perché no, Abdel Said e Valencia. Vediamo come conclude la prova e poi potremo capire quali prospettive ci sono per lui con questo secondo tentativo. Peccato proprio sull'ultimo ostacolo. Ma questo ha cercato già un po' prendere già un buon ritmo per partire già per il primo del Varrase, ma purtroppo un cambiamento di fretta così il cavallo può anche risentire aver causato l'errore per questo cambiamento diretto di ritmo, di cadenza. Rimane piazzato bene, molto bene William Funnell con Billy Angelo, però la prova con Billy Congo non lo pone nelle prime posizioni. Ed ora ci spostiamo su un binomio da seguire con molta attenzione: Juan Carlos Garcia e Acanthus della Caccia. Questo è un cavallo che gli hanno affidato da poco, e dell'allevamento alla Caccia di Brescia del signor Bonomelli, un cavallo che ha molta qualità. Parte difficile del tracciato, sì, la sta per essere gabbia guadagnata la doppia gabbia. Vediamo come la gestisce. Peccato per l'errore all'uscita, ma il cavallo ha una buona qualità, un buon salto. Penso che ancora un po' di percorsi che Juan Carlo lo va a conoscere bene, e poi sarà un cavallo penso molto utile per lui e importante. E qui fa assaggiare, nonostante la penalità, anche un altro ostacolo, mentre il binomio successivo, quello composto da Gabriele Grassi e Snai Axel, è già sul tracciato, sfrutta fino all'ultimo momento i secondi che ha a disposizione per ripassare mentalmente il percorso. C'è stata chiaramente, come accade in questi casi, anche la ricognizione in cui i cavalieri vanno a controllare, cavalieri o amazzoni, vanno a controllare come sono posizionati gli ostacoli, le distanze, per capire bene anche quali sono i tempi. Sai, tu vedi che in campo ci sono 2 cavalli, c'è il cavallo che dovrà partire come secondo, ha già un'idea e può guardare per i salti che ha fatto il cavaliere precedente. Può capitare che un cavallo, toccando una barriera, la sposti sopra. Peccato per l'errore, peccato per questo errore, però vai pure. Purtroppo, sai, la doppia gabbia è sempre un salto, una costruzione di 3 elementi insieme, che è sempre un salto un po' particolare, ma senz'altro io non conosco questa cavalla qua di Gabriele, sarà una calla nuova che lui sta piano piano iniziando, la cala 9 anni. Eh sì. Così Dicevo, come... vedi, scusami se ti interrompo, ma vedi, anche il suono della campana ti dà anche i 45 secondi di tempo per poter ridare una controllata al percorso, per poter anche, se vedi qualcosa che non va bene, alzare la mano. Loro fermano il tempo e mettono a posto se c'è qualche salto che non è costruito correttamente. Esatto, e mentre Roberto Gambuti ci riproponeva il replay dell'uscita di Gabriele Grassi, l'immagine proprio corretta è uscita
su Massimo Grossato e Barrios, che stavano proprio ultimando quella ricognizione di cui parlavamo con Arnaldo Bologni, per poi cominciare la propria prova. E siamo all'ostacolo numero 5, al verticale di tavole, superato per ora senza problemi ogni ostacolo. Vediamo la doppia gabbia. La doppia gabbia, vedi che rischio, e poi arriva sul secondo elemento l'errore. Per adesso sta diventando la costruzione più difficile del percorso base, perché è posizionata in una maniera che il cavallo va in salita e certe volte, vedi, il secondo elemento è quello che ti fa creare più errori. Eh sì, il secondo elemento difficile è un tracciato particolare, degno di un evento così importante, quello creato da Gianni Racca. Ha collaborato con i migliori direttori di campo al mondo fino a cominciare il suo percorso di crescita tutto personale, che al momento l'ha portato alla Bagnaia. Della sua professione, si è cercato di perfezionare nella sua professione e senz'altro ha fatto un percorso studiando dei particolari di difficoltà sia del campo, ma come disporre anche la costruzione dei salti. Cristina Heurtematte e Olala, binomio ora sul campo di gara. Sarà ancora tanta Italia da seguire nel resto del programma, ci saranno anche i cavalieri svizzeri, dovremo seguire con attenzione anche i giapponesi. Insomma, spettacolo che ancora deve essere tutto goduto e consumato in questo premio numero 7 all'interno della 4 giorni della Bagnaia 2011. Intanto è arrivato l'errore, anzi doppio errore, entrata e uscita della doppia gabbia sul verticale, l'Oxer di uscita, è un cavallo un po' irruente. Arnaldo, comunque ci sono poche storie, si decide tutto, salvo eccezioni che confermano la regola, perché poi abbiamo visto anche superare la doppia gabbia indenni per poi andare a commettere errore altrove, però quello è il momento chiave del percorso base. Essendo già arrivati a un certo numero di partenti nel percorso, la difficoltà del percorso base è la doppia gabbia. Normalmente tecnicamente abbiamo il numero 2 e 3 perché è una linea come Oxer numero 2 è un Oxer con una buona impostazione, perciò ritengo che nel percorso la difficoltà principale è la doppia gabbia. Poi l'errore può venire da tutte le parti perché le barriere sono mobili, non sono fisse, però la costruzione della doppia gabbia è quella per adesso ha dato più difficoltà. Ed è proprio quella che si apprestano ad affrontare Roland Grimm e Heaven to Heaven. Binomio ora impegnato proprio in questo ostacolo, bisogna spingere, qui viene superata senza penalità la fatidica doppia gabbia, mancano 2 ostacoli per completare il percorso base, c'è l'Oxer di uscita ed ora bisogna spingere, è stato bravo Roland Grimm su Heaven to Heaven, via anche alla verticale. Ora c'è l'Oxer, ostacolo numero 10, vediamo con quanta velocità anche gestisce questa parte della gara, cioè la sua seconda fase, perché bisogna fare i conti anche con il cronometro verticale. Ed ora la gabbia di uscita sceglie la precisione piuttosto che la velocità. Esatto, ha cercato proprio di fare un buon percorso per il fatto della famosa qualifica. 23-21 netto, famosa qualifica alla quale faceva riferimento Arnaldo Bologni, è la qualifica al Gran Premio di domenica. E vi ricordo anche che questo premio, quello che stiamo seguendo e che state vedendo anche nel replay che ci propone Roberto Gambuti, fa parte del circuito FEI Rolex e quindi si assegnano punti anche per questo circuito, appunto, così come ci sono in palio quelli dell'Alfa Romeo Tour. Insomma, una gara importante quella che stiamo seguendo nella seconda giornata della Bagnaia, la prima per quello che riguarda il bouquet, l'offerta di Rai Sport. Sai, un concorso ricco di premi, perché abbiamo una macchina nelle gare di 1,35 m, il miglior cavaliere, una macchina nelle categorie
più grandi, le categorie più importanti della manifestazione, perciò fanno i calcoli se possono più o rischiare meno nella posizione che stanno mantenendo. Yuko Itakura e Caramel, il binomio ora sul campo di gara. Tra l'altro i secondi che erano a disposizione per la ricognizione sono stati consumati tutti fino all'ultimo, anche qualcosa oltre, e quindi vediamo che tipo di gara verrà fuori. 3 secondi oltre. Salta molto bene la doppia gabbia, va sulla linea finale, verticale numero 7, 1,45 m e un oxer di 5 tempi, 1,45 m per 1,70 m di altezza. Lo passa indenne, vediamo lei come l'ha imposta. Ehi, bisogna fermarsi. Purtroppo l'ha preso molto in diagonale, molto in diagonale, senza tenere un buon ritmo, una buona decisione, il cavallo un attimino è andato in difficoltà. E quindi il rifiuto significa 4 penalità qui in termini di punti che pesano poi nella classifica finale. Mentre c'è la conclusione della prova di Yuko Itakura e Caramel, c'è anche qualche aggiustamento nella start list. Questo va qui, questo. Tommaso, vengono invertiti praticamente i prossimi due binomi. Sì, può essere capitato, ha perso un ferro o qualche situazione che non lo permette di poter entrare nel suo posto. Quindi parte Jürgen Kraus su Ramansov Baluga e non parte al momento Pierre Colli su Malubè du Temple. E infatti anche sul tabellone c'è il numero 83, il che significa Jürgen Kraus. Anche lui sceglie con attenzione il momento in cui partire, in cui affrontare il primo ostacolo, che spesso, come si dice in gergo, per non dire sempre, è quello di assaggio. Sai, bisogna anche stare attenti perché è posizionato intanto subito all'entrata del campo, perciò i cavalli quando girano e dove sanno che c'è l'uscita del campo gara possono anche rallentare o voler andare verso l'uscita. In più in una posizione anche che c'è un dislivello di 3 o 4 tempi prima del terreno, perciò non va sottovalutato. È una fase delicata anche quella, sebbene di solito di assaggio si tratti, mentre è arrivato l'errore in entrata alla doppia gabbia. Sai, i verticali è sempre un salto delicato perché il cavallo deve alzarsi più che creare una copertura. E lui è entrato piano, ma penso perché il suo cavallo ha una grande galoppata e dentro sarebbe diventato difficile il secondo elemento. E il rischio, lui pensava che era il secondo elemento e l'ha creato all'entrata. Possiamo cominciare anche a fare qualche valutazione per quella che sarà la classifica finale e dire che il 20-11 di Abdel Said e Valencia è un gran tempo. Beh, è un gran tempo perché tanti altri si hanno cercato di avvicinarsi, qui si parla tra i primi 4-5 di centesimi di secondo, perciò è proprio nei momenti nel traguardo che il cavallo allunghi la testa e tocchi e faccia subito scattare la fotocellula. Ogni modo è andato, io ho visto il suo percorso, ha fatto un ottimo barrage, ha preso tutti i rischi che per vincere una gara di questa elevatura qui, anche se sono solamente 4 salti per dove si effettua il tempo, sono anche da passare indenni. Lui l'ha fatto veramente molto bene con i suoi rischi ed è primo in classifica. Rischio che invece non premia Pierre Colli e Malubè du Temple, perché arriva all'errore, arriva alla doppia gabbia tanto per cambiare, verrebbe da dire, e lo diciamo perché è così, e poi conclude una prova abbastanza veloce rispetto ad altre che abbiamo visto effettuare nella prima fase, anche se poi, come ricordava Arnaldo Bologni, il tempo per vincere conta nella seconda fase, su quei 4 ostacoli in cui bisogna fare attenzione a non commettere ulteriori errori. Ebbene, Abdel Said è stato estremamente efficace sia dall'uno che dall'altro punto di vista, cioè dal punto di vista della precisione che della velocità. Adesso parte un componente italiano, Marco Maramon, che monta un cavallo di 9 anni,
Cassini per l'Asino. Marco Maramon ha cominciato la propria prova. Cavaliere Lombardo, Marco vive a Milano, questo è un bellissimo cavallo, ha una bellissima maniera anche di galoppare, di saltare. Marco è un cavaliere esperto, è tanti anni che gira in gare importanti, poi il suo lavoro l'ha portato a stare lontano qualche anno. Che rischio per Crassus e Marco Maramon, che infatti poi un errore al terzo elemento della doppia gabbia di copertura. Sì, vanno a commettere l'errore proprio in uscita dalla doppia gabbia, peccato. Stavo dicendo, è stato per 2 o 3 anni lontano dalle gare perché il lavoro l'ha portato a andare all'estero per lavoro, e da un anno che ha ricominciato a montare e si è ripresentato nelle gare, direi, importanti e difficili. E qui vediamo la parte in cui c'è stato l'errore in caduta con l'anteriore e poi ha sfiorato anche con il posteriore addirittura, ma insomma la penalità in qualche modo arrivava da lontano, era stata costruita prima, per così dire. Ora altro binomio, Tom Martens, l'olandese, commette già il numero 2. Sai, ha un nome molto importante, la famosa Wei degli occhi azzurri di Frank Slotak. È peccato però che abbia compromesso la propria prova da subito. Affascinante costruire qualche ricorso quando si va con la perfezione del passato. In questo caso purtroppo non c'è stata, ma l'abbiamo detto più volte, ci mancherebbe altro. Qui siamo di fronte ad un tracciato impegnativo, complicato, poi guarda come ha affrontato la doppia gabbia. La cala salta molto bene. E infatti salta molto bene. A maggior ragione peccato per quell'ostacolo numero 2. Ma sai, ha affrontato il numero 2 tranquillamente, perché ha un cavallo che salta correttamente e tutto, e poi sai, un errore che ci può stare in un percorso di questa elevatura. E quindi torna fuori dal campo di gara, mentre Roberto Gambuti si propone quell'ingresso al numero 2, quell'ingresso all'Oxer da 1,50. Sì, un errore di anteriore, un po' vicino alla cavalla, ed è stata lenta nel saltare, nell'essere corretta nel salto. La larghezza che è concessa per il passaggio, 1,45 l'altezza. In cambio abbiamo l'irlandese Mark McCauley, che monta dei cavalli di una signora italiana. In questo caso l'Oriot, un cavallo Steiner di 14 anni, se non erro. Non erri, ma l'Oriot. Cavallo di 14 anni, guarda. Sì. L'ha fermato, l'errore l'ha un po' mandato fuori concentrazione. Io non so ieri come lui ha fatto il percorso, se ha avuto già una qualifica o no, perché questo compromette la qualifica di oggi. Io spero che ieri abbia avuto i punteggi per essere qualificato, perché è un binomio che sta girando anche nei grandi giri del Global Tour, facendo degli ottimi risultati, e sarebbe peccato non vederlo domani. Ecco, guarda come ha passato la doppia gabbia con una semplicità quasi imbarazzante, un dato che noi cercheremo di recuperare, un dato interessante. Sarebbe un peccato perdere cavaliere e cavallo per un binomio del genere. Qui via a spingere per concludere la propria prova, ma le penalità sono tante. Un errore che si è portato dietro forse psicologicamente il cavallo e il cavaliere, quello che è arrivato in apertura all'Oxer, all'ostacolo numero 2. Secondo te? Poi è chiaro che noi non stiamo nella testa dell'uno o dell'altro. No, ritengo che l'errore che ha causato, un errore di anteriore, è un cavallo un po' lento nel passaggio davanti, semmai l'ha avvicinato un po' troppo, e un cavallo di questo genere con tutti i mezzi che ha bisogna cercare di stare appena un po' comodi, che
gli dà il tempo di poter essere corretto nel passaggio davanti e hai la fortuna di avere tutti i mezzi, la forza per poter non avere la preoccupazione della copertura. Arnaldo, torniamo in Italia. Luca Moneta e Neptune Brecourt. Luca quest'anno ha fatto degli ottimi risultati in giro con questo cavallo qua, è un cavaliere che in poco tempo ha fatto una grande esperienza, il tecnico gli ha dato fiducia, l'ha mandato un po' in giro, lui si è comportato bene, monta questi cavalli tutti un po' irruenti, un po' particolari. Adesso ha affrontato la doppia gabbia, forza, peccato. Ha fatto un errore veramente banale perché lui è rimasto lì calmo, il cavallo ha dato una zoccolata alla prima barriera dell'Ox. Qui stiamo entrando nella parte finale dei binomi che partecipano a questo premio. È possibile o è comunque sempre difficile fare un pronostico? Perché nell'equitazione e nel salto ostacoli sono tante poi le variabili che entrano in gioco durante una gara, quindi non è poi sempre così scontato cercare di scegliere chi può andare a lottare per la vittoria, tranne i grandissimi nomi. Noi, dando un'occhiata alla nostra start list, Arnaldo, cosa possiamo dire? Noi, guardando un'occhiata alla start list, qui sai veramente il cavaliere egiziano è andato veramente forte, rischiando tutto. Guardando qui dagli ultimi concorrenti che devono partire, bisognerebbe sapere se hanno già la qualifica o no per come li impostano. Senz'altro, se devono qualificarsi non la impostano rischiando la velocità, cercano di stare dentro a un limite di potersi piazzare. Però c'è qui come Zamana, che ha questo cavallino francese che lui tira spesso molto queste gare, Matteo Giunti. Parlando dei nostri cavalieri, poi abbiamo anche il giapponese che ha fatto un'ottima gara prima, e Sato che ha fatto un'ottima gara, perciò sai, pian piano mentre li vediamo possiamo avere un'idea come improntano già il primo elemento del barrage. Abbiamo un Fabio Crotta che anche lui è un medagliato di bronzo ai campionati d'Europa di San Patrignano, terzo a squadre. Intanto niente di che per Ignace Philips su Aga Kank. Fabio Crotta invece Castello d'Oro, prossimo binomio sul campo ostacoli, sul tracciato del premio numero 7. Siamo da un cavallo di 11 anni, un Oldenburg, nazionalità tedesca, un Cartago. Questo stallone qui, Cartago, ha molti figli che saltano in gare importanti, è un ottimo riproduttore. Qui vediamo come si è riprodotto. Sì, per adesso sta saltando correttamente, sta andando sulla parte difficile della doppia gabbia. Vediamo il suo cavallo come si comporta. Vedi, entra senza esagerare, con molta cautela, ha affrontato la doppia gabbia con molta cautela, però è uscito correttamente. Hai visto che non ha avuto fretta, ha dato il tempo al suo cavallo di poter saltare correttamente tutti i tre elementi. Verticale, e nel verticale, e poi in uscita a coprire bene l'Oxer, e allora via con la seconda fase. Vedi, lui non sta esagerando, chiude di più le girate degli altri, ma non sta esagerando come falcata. Peccato. Purtroppo questo è il rischio, vedi, ha girato stretto, gli è mancato il ritmo, anche la forza fisica, errore anche al penultimo elemento. E qui finisce... E la gabbia finale, non ha fatto un grande barrage, se la vogliamo dire. Se la vogliamo dire tutta. È partito senza tirare la categoria, visto che è rimasto con una galoppata tranquilla, non capisco il voler stringere, così. Io penso che era partito per cercare di fare un percorso corretto per la qualifica a questo punto. Un percorso pulito che poi pulito non è stato, perché gli errori sono arrivati su 3 ostacoli dei 4 del barrage. Sì, peccato, perché non capisco perché poi ha rischiato ancora sugli ultimi 2, perché sai, con 4 penalità, cercando di togliere i qualificati già di ieri, poteva anche riuscire a stare su una classifica per poter anche entrare, ecco.
2011. Ora binomio da seguire con attenzione, Laura Renwick e Roller Coaster. Tra l'altro Laura Renwick, non ce lo dimentichiamo, ha vinto il Gran Premio edizione 2010. Beh, l'anno scorso vince, se non erro, 4 categorie con il Gran Premio qui alla Bagnaia, veniva reduce dall'Internazionale di Arezzo, anche lì 3 o 4 categorie. È una ragazza che 2 anni che sta girando, ma sta vincendo da tutte le parti. Entrata nella doppia gabbia, uscita un po' fortuna, ma però è passata indenne. Stavo per dire bene, poi è uscito fuori il quasi bene, perché lei ha rischiato tantissimo. Io Comunque, penso che lei farà un grande barrage. Qui spinge, guarda già come da subito, prima di uscire dall'Oxer. Sì, guarda, ha toccato la bandierina dal granchio, ha stretto la girata. Dai, qui la dobbiamo seguire, perché lei sta spingendo tanto, a differenza degli altri. Occhio al dislivello che porta verso il verticale. Veloce, molto veloce. Gabbia di uscita, qualche rischio, tanti rischi, peccato. Arriva all'errore proprio sull'ostacolo finale e quei centesimi pesano. 20 e 30 il tempo è molto buono, peccato per la penalità, perché senza penalità forse avrebbe potuto limare qualche centesimo ancora. Potrebbe, ma sai, l'ha fatto sull'ultimo, l'uscita dell'ultimo elemento della doppia della gabbia, perciò quello è il tempo, perché non è che ha rallentato più o meno dall'errore, e non sarebbe neanche stata prima, perciò 29esima addirittura. Con un errore. No, quello che voglio dire, veramente l'egiziano è andato al massimo, perché lei, visto come ha affrontato il primo elemento del barrage, proprio per vincere la gara. A questo punto carte scoperte, mentre Niklaus Rucki e Windsor sono sul campo di gara. Dicevo, oramai le carte sono scoperte. Il tempo dell'egiziano, che in questo momento conduce la classifica, Abdel Said, 20-11 su Valencia, è il tempo che si candida per vincere questo premio numero 7, e per fare meglio bisogna pescare il jolly di giornata. Sai, lei ci ha provato, la inglese, è un habitué per le gare a tempo, ne vince tante, però la dimostrazione è che non l'avrebbe neanche preso l'egiziano veramente. Oggi gli è andato tutto perfetto nel rischio che lui ha cercato. Un siluro, Abdel Said con Valencia. Adesso vediamo Niklaus, anche lui è un grande garista, vedi come stringe per fare il numero 10 del barrage. Bisogna superare senza problemi, ci riesce, forse qualcosina di ritardo ora rispetto al tempo di Abdel Said. Prova sul verticale, pochi secondi, deve provare a dare il tutto per tutto, qui spinge, peccato, però arriva un bel tempo, 21,87, 0 penalità. Il Gran Premio di domenica, qualora non lo fosse stato ancora, è in cassaforte. Per quello che riguarda la sua partecipazione, Roberto Gambuti, guarda bella questa immagine che ci propone cavallo e cavaliere. Gambuti è un grande professionista su queste riprese. Uno sull'altro e poi l'uscita. Un bellissimo salto questo cavallo qua, molto corretto. Su con l'anteriore e poi si esce lanciati per un tempo che non serve per vincere il premio, per vincere questa gara, perché Abdel Said, il signore che vedete ora su Duc du Mariposa, è colui il quale conduce la classifica provvisoria grazie a Valencia. Ora ci riprova con quest'altro cavallo. Ma questo ragazzo egiziano direi che monta correttamente, molto bene, ha dei buoni cavalli, ma sta montando con una posizione molto corretta. Abdel Said, classe 1989. Ha un errore all'ultimo del percorso base, un errore banale, però ha montato molto bene e correttamente. Ha fatto la doppia gabbia veramente con un'entrata corretta, è rimasto corretto dentro, il suo cavallo ha avuto il tempo di saltare correttamente bene tutti gli altri due elementi. Entrato sulla scena che conta, quella dei concorsi 3 stelle e più, nel 2009 ha ottenuto tanti piazzamenti, anche diversi primi posti.
e poi si è presentato qui alla Bagnaia 2011 per metter giù una prova che è stata davvero bella. Mentre torniamo al sollevante Eiken Sato e Visegui, siamo davvero quanti cali giovani ci sono in questa parte gara? Finale. Questo è un calo di 9 anni, no scusa, 8 anni, un calo di 8 anni. 8, esatto. Sì, KVPN all'olandese, ha un errore al verticale dopo la riviera. Già 4 sul taccuino delle penalità. Callo che ha molti mezzi, visto come ha affrontato la doppia gabbia, l'uscita, senza che il cavaliere lo spinge, ha saltato correttamente. Mentre Corina Sorg effettua la ricognizione, conclude la propria prestazione Eiken Sato. Ma hai visto quando ha affrontato il numero 7 con la mano destra che lo batteva sul collo? Non capisco cosa stava, sembrava che il cavallo non voleva girare. E adesso lo va a gestire, guarda questa immagine che ci dice tutto. Sì, penso che sia un attimino arrabbiato, ma deve anche capire che è un cavallo giovane. Un cavallo giovane in un campo del genere può anche distrarsi facilmente. Posteriore per l'errore di cui poc'anzi. E poi la parte successiva della gara in cui, portandosi dietro quella penalità, è diventato tutto più difficile. È già pronta Corina Sorg, Svizzera e Pentagon. Stiamo arrivando alla conclusione di questa categoria, abbiamo 8 elementi. Siamo nella parte finale. Abbiamo ancora 8 elementi e vediamo, speriamo di vedere qualcuno che cerca di combattere questo primo posto. Un tempo straordinario, Valencia e Abdel Said, mentre Corina Sorg qui spinge verticale di tavole, superato senza grosse difficoltà. Doppia gabbia, momento complicato. Un po' veloce, ma il calo salta veramente bene. Il calo pensa è saltato veramente bene, lei non ha dato nessun aiuto per fare la copertura. Questo è il discorso prima, due verticali che il cavaliere deve contenere un po', stare lì, poi aiutare un po' per la copertura. E lei è rimasta passiva, non ha dato neanche un aiuto al suo cavallo per poter uscire da questa combinazione che è la costruzione più difficile in questo momento del percorso. Anche la ripresa, vedi, ti fa vedere che lei sta lì passiva e il cavallo gli è mancata un po' la spinta del suo cavaliere. Stiamo avviando verso la fine di questa gara. Corina Sorg dice dunque basta per oggi, siamo dati da fare per quello che è stato possibile. Classe 1984, una carriera con qualche piazzamento senza l'acuto assoluto a livello internazionale, mentre sul campo ostacoli Gillian Terceira e Bernardine Van Bestur hanno cominciato a darsi da fare. Purtroppo ha causato un errore al numero 1. Vede che il numero 1 è un salto non facile nella posizione che l'hanno costruito. Arnaldo, diciamo con qualche insidia in più rispetto a un numero 1 classico. Ma nel senso, normalmente il numero 1 è un oxer invitante per dare al cavallo un buon inizio di percorso, però devi anche valutare che qui abbiamo 128 partenti, una qualifica, e il direttore di campo già ha messo già il numero 1 in una posizione difficile perché c'è l'uscita, i cavalli rallentano, il campo può dare i suoi problemi per non essere un campo che è pari come terreno, a dei dislivelli, però vediamo che il numero 1 possono fare errore anche dei cavalieri un po' inesperti, si avvicinano un po' insicuri. Intanto, mentre vediamo questo replay, all'ostacolo numero
3 c'è una pianta che è caduta e non so quanto fastidio possa dare ai binomi, visto che poco fa proprio Gillian Terceira ha comunque dovuto allungare di un po' la propria traiettoria per evitare quella pianta caduta che ora è stata rimessa a posto. Io penso che non gli avrebbe creato nessun problema alla pianta giù, anche perché questi cari qua sono abituati a entrare in un campo gara, loro lo sanno, sono alla campana, devono effettuare il loro percorso. Una pianta giù non ti dà una grande distrazione, semmai ti può dare una grande distrazione l'uomo che è stato lì, non ha fatto la cosa in fretta e per tanti cali può essere che può essere disturbato dalla concentrazione, perché anche i cavalli hanno la loro concentrazione. Certo, da quel movimento che tu ti trovi improvvisamente davanti. Perciò penso che la pianta era caduta anche esternamente dalla costruzione del salto. Lei intanto sta facendo 0 sul percorso, il suo cavallo ha una parabola lenta. Jessica Timegren e Weiland concludono senza errori la prima fase, allora si può passare alla seconda, non sta spingendo tanto, cerca la precisione. Sì, il suo cavallo è anche un cavallo grande, lento nella galoppata, lento nel salto, perciò forse andrebbe a metterlo di più in difficoltà. Ultimo ostacolo, gabbia superata, arriva il 25.04 che non è un tempone ma c'è il netto. C'è il netto, ha fatto un buon percorso montando correttamente e la porta abbastanza alta nella classifica, 27esima se non andiamo errati, 27esima, sì. Perciò anche questo ti dimostra che anche i 4 purtroppo stanno rischiando per la qualifica, perché ci sono molti 0. Matteo Giunti, un cavaliere toscano, qui commette l'errore al numero 3, questo verticale grigio e nero. Bambino Van Zorgelviet e Matteo Giunti si portano subito dietro penalità. Cavallo belga, che è un figlio di Toulon, questo cavallo Toulon, questo padre di questo cavallo qui era il cavallo della Ionella Ligresti, che ha fatto gare importanti, l'ha portata a fare dei Global Tour, delle Coppe del Mondo, e il cavallo adesso è andato come riproduttore. 4 binomi alla fine, sempre più vicino al successo Abdel Said su Valencia in questa seconda giornata di gare alla Bagnaia 2011, prima giornata che seguiamo per quello che riguarda l'offerta di Rai Sport, un premio che abbiamo fatto bene a scegliere perché si è dimostrato non solo a tratti spettacolare ma anche difficile, come la grande equitazione vuole. Sai, intanto facciamo vedere un bellissimo panorama, perché il concorso ippico in un campo verde ha un scenario veramente molto diverso che il campo in sabbia. In più i colori che ci sono delle costruzioni dei salti, il tracciato diventa difficile tecnicamente, perciò oggi come gara direi che anche per gli spettatori è appassionante, perché stanno valutando anche loro dove è il più rischio, perché sai, l'appassionato incomincia a valutare bene le difficoltà del percorso. Semmai noi le possiamo dire, siamo dell'ambiente, però anche chi lo continua a osservare incomincia a entrare nell'atmosfera. È un palcoscenico bellissimo che ora vede impegnato Massimo Tonali e Varano. Ultimo ostacolo in silenzio perché c'è il netto nella prima fase. Andiamo a vedere dunque la seconda. Lui sembra spingere un po' di più rispetto a quelli che abbiamo visto poc'anzi, almeno sul primo dei 4 ostacoli del barrage. Sta trovando un compromesso? Un compromesso, vedi che il rischio, vedi qua, ha ripreso un attimo. Gabbia che conclude il percorso. Bene. Ultimo sforzo, bravo, 23.61, vediamo come si va a posizionare.
0 le penalità. Massimo Tonali. Ivano, il suo lavoro nelle due fasi, 23 secondi e 61, il risultato per lui. Ancora non viene ufficializzato il suo risultato. 3 cavalli al termine di questa gara. 23esima posizione. Vedi, ha trovato un compromesso per la qualifica. Qui è partito il giovane Constant Van Paschen, un ragazzo di 17 anni. Vedi quanti giovani stanno uscendo in queste molti, gare. davvero. Davvero tanti. Prima ha affrontato c'è anche Arnaldo Bologni tra i giovani. Magari. Il grande Ogni modo Arnaldo non Bologni. mi sento vecchio, mi sento giovane. Ma non lo sei. Niente, Constant sta affrontando la doppia gabbia, stavo dicendo prima, ha già fatto 0-0 con un'altra cavalla. Questo è il suo secondo cavallo nell'impegno per questa categoria. Qualche problema nella doppia gabbia, appunto. Sì, fa errore il secondo elemento, il terzo elemento. Ha fatto un'entrata tranquilla e il suo cavallo non ha reagito sul secondo elemento e il terzo elemento perché non ha fatto un errore con un tic proprio è andato a dire. Qui ci sono problemi però. Ma sai, dopo due errori del genere la contrazione anche del cavallo, vedi, ha anche un'imboccatura abbastanza impegnativa, vuol dire che il cavallo è anche un po' forte lui nel suo genere. Adesso riprende la propria prova, poi no. Poi sai, la categoria ormai non c'era più, penso che ha riordinato la situazione per domani. Assolutamente, altra giornata domani di grande equitazione alla Bagnaia, edizione 2011. Però vedi, lui esce tranquillamente senza fare delle situazioni come prima. Il giapponese invece si è ribellato con il suo cavallo. Può capitare, sai, i cavalli cercano di far bene anche loro. Infatti con calma esce dalla zona preposta all'abbandono del campo di gara. Matteo Zamana e Mikado Dumouriez. Questo è un cavallo che lui vince abbastanza di queste categorie da 1,40 m. Vediamo. È il penultimo binomio, Arnaldo, che stiamo seguendo. Abbiamo gli ultimi due, sono italiani, perciò speriamo che uno dei due riesca a portare a casa un buon risultato. Non dico se vincono ancora meglio, però veramente il giapponese ha dimostrato di aver fatto questo barrage. L'egiziano, scusa, veramente rapido. Qui deve aiutare un po' il suo cavallo, Matteo. Dai, che molto ce la facciamo bene, a uscire indenni. Ed ora ultimi due ostacoli. Non vorrei che fosse un po' lento per la prima fase. Verticale. Non so il tempo come. Ma con il tempo più o meno ci siamo. L'importante è il netto ed ora vediamo se e come spinge. Primo ostacolo superato senza troppi problemi. Lui prova a fare qualcosina di più rispetto agli ultimi che abbiamo visto impegnati. Attenzione. No, lui sta attaccando la gara. Sì, però si era visto che perché il cavallo aveva qualche problema prima di quel verticale. Perché il cavallo gli ha dato una sgropata, ha perso il ritmo. Lui ha cercato lo stesso di venire avanti, ma purtroppo il cavallo ha perso completamente l'equilibrio. Era difficile ricostruire il passo. Fin lì era stato bravissimo sia Matteo Zamana così come era stato bravo Mikado Dumouriez. Io guardavo il cronometro, aveva 11 secondi, perciò gli mancava solo la linea finale. Roberto Gambuti che ci propone questa parte finale, quella in cui anche dall'espressione del volto di Matteo si è vista la difficoltà nel gestire quel momento. Si è accorto fin da subito che andava. Ha avuto una grande difficoltà, lui ha provato male. Ma purtroppo il cavallo non gli ha risposto nella partenza e ha preceduto, noi la chiamiamo ha preceduto il salto del cavallo. E allora ultimo binomio in gara per oggi, Ludovica Minoli e Loisir Dubocage per questo premio, con Abdel Said vicinissimo alla vittoria. Però una ragazza, vedi, anche adesso la pianta è caduta, il cavallo si è spostato un po' leggermente a destra, ma perché c'era l'uomo, non perché c'era la pianta. Questo è un cavallo grande, una grande falcata, può avere difficoltà il secondo elemento della doppia gabbia, se lei entra un po' lasciandolo troppo andare avanti. Lo vediamo subito. Poi è rientrato molto bene il cavallo.
E peccato però Sì. perché commette penalità e Cavallo allora era entrato molto bene. mentre Ludovica Minoli conclude la propria performance possiamo cominciare a celebrare quello che di straordinario hanno fatto Abdel Said e Valencia, in attesa poi di ricostruire tutta la classifica finale. Beh, direi che se l'è meritato perché è entrato, si può dire, a 3/4 della gara, lui ci ha provato e gli è andato tutto bene, se l'è meritato veramente bene questa vittoria, anche perché non vince su un minimo ridotto di partecipanti, ma vince una categoria su 128 partenti, perciò è stata una categoria combattuta. Una gara che si è svolta e che è stata spalmata praticamente in 4 ore. In 4 ore noi vi abbiamo offerto le fasi più salienti, ma c'è stato davvero un pomeriggio di maratona per l'equitazione alla Bagnaia. Roberto Gambuti intanto ci propone alcune delle bandiere che sventolano in chiusura di programma per i paesi che sono rappresentati qui, e come vedete ce ne sono tanti, oltre 20, mentre noi siamo in conclusione, ma non prima di aver fatto il riassunto per la classifica. Con Arnaldo Bologni, che è stato in nostra compagnia, cominciamo a vedere i risultati. Abdel Said, William Funnell, Jane Richard Phillips, Laura Renwick, Roberto Arioldi, Constant Van Peschen, Mirko Casadei, Reed Kessler, Luca Maria Moneta e Rena Lango i primi 10. Hai visto, Tommaso, i primi 5 per centesimi di secondo erano lì che combattevano, perciò è stata una bella gara, una gara e vinta anche molto bene. E allora noi con questo siamo in conclusione, naturalmente grazie alla squadra esterna 1 di Bologna per le riprese, Roberto Gambuti in cabina di regia, ad Arnaldo Bologni che è stato con noi per il commento tecnico, soprattutto però grazie a voi che ci avete seguito e siete stati in nostra compagnia fino a questo momento. Si chiude così il primo pomeriggio di gare su Rai Sport alla Bagnaia, con tanto spettacolo e soprattutto con la vittoria di Abdel Said su Valencia. L'appuntamento, non ve lo dimenticate, a domani ci saranno ancora piatti più gustosi da assaggiare, il percorso di caccia del sabato e poi il Gran Premio della domenica che concluderà l'edizione 2011 qui alla Bagnaia. Non rimane anche al sottoscritto Tommaso Mecarozzi che darvi un ulteriore appuntamento in questa location meravigliosa e augurarvi anche naturalmente un buon proseguimento in compagnia dei programmi di dei campionati europei.